Buongiorno a tutti, innanzitutto benvenuti al nuovo Hotel di Mestre. Vedo che anche quest'anno siete numerosissimi, a testimonianza dell'interesse e dell'importanza di questa giornata della festa delle premiazioni della società e delle benemerenze, un momento con cui il Comitato regionale vuole chiudere una stagione sportiva intensa, dando il giusto riconoscimento a tutte le società, i dirigenti, gli atleti soprattutto, che sono stati protagonisti di quest'annata. Come vedete alle mie spalle e qui al mio fianco ci sono tante coppe e tante targhe, quindi sarà una mattinata intensa con tante premiazioni, perché tanti sono stati i risultati importanti ottenuti in questa stagione. Permettetemi però da parte dell'intero comitato un momento iniziale doveroso di raccoglimento e di ricordo, perché in questi giorni l'avrete letto tutti sulla cronaca dei giornali, è successo un tragico incidente in cui ha perso la vita Giacomo Gobbo, che era un ragazzo di 19 anni ed era soprattutto uno di noi, uno del mondo del calcio, giocava tesserato con la Juniores dello Zero Branco, ma era anche un volontario, un allenatore dei Pulcini dello Zero Branco. Insomma, in questa giornata che è di festa ci sembra però doveroso iniziare con un minuto di raccoglimento, e quindi vi chiedo di alzarvi tutti in piedi per Giacomo. Ecco, fossimo in campo chiuderemmo quel fischio dell'arbitro, chiudiamo questo momento con l'applauso rivolto a Giacomo e la vicinanza alla sua famiglia e a tutta la famiglia dello Zero Branco. A questo punto entriamo nel vivo di questa mattinata e allora io passerei subito la parola al presidente del comitato regionale, Giuseppe Ruzza, che ovviamente ci porta il saluto, ma che ci fa anche qualche riflessione su come è andata quest'annata. Presidente, gli diamo un supporto del microfono. Buongiorno a tutti, ciao a tutti. Il mio è un intervento di saluto e soprattutto di ringraziamento. Ringraziamento intanto a chi ha collaborato a questa manifestazione, ai dipendenti, ai consiglieri, a tutti i collaboratori del Comitato regionale Veneto. Un ringraziamento soprattutto a voi società, non solo per la presenza oggi che, come ricordava Giovanni, sarà un momento sicuramente di festa, ma concedimi, era doveroso ricordare il giovane Gobbo, perché è mancato in un incidente stradale, quindi a quell'età in una maniera così cruenta ci ha colpito. Ma soprattutto grazie per quello che continuate a fare a favore del calcio giovanile, a favore dei nostri giovani. Io spesso mi chiedo come i presidenti possono continuare ancora a lavorare con quella passione che vi contraddistingue. In un momento in cui tutto è più difficile, un momento in cui sicuramente questa legge dello sport, è inutile che lo ripetiamo, ma credo sia doveroso ricordarlo ancora una volta, ha trasformato spessissimo le nostre società sportive, le nostre SD in piccole, medie o anche grandi aziende. Gli adempimenti burocratici sono aumentati, vuol dire che dentro di voi quello che vi fa continuare è sicuramente una passione che non conosce limite. Noi non dobbiamo però approfittare in continuazione, incondizionatamente e di continuo di questa vostra passione. Dobbiamo sicuramente aiutarvi. Dico questo perché ci sta ascoltando qua anche la nostra assessore allo sport, o assessore allo sport come preferirà lei dopo, allo sport Paola Roma, che da quando è stata eletta
ci accompagna in continuazione. Questo ci fa non piacere, un enorme piacere. Non eravamo abituati a questa attenzione, ma è un'attenzione non solo di presenza, di facciata, è un'attenzione anche operativa. Noi confidiamo molto in lei, loro confidano molto in te, Paola, quindi grazie di esserci, grazie per tutto quello che farai, ne sono certo. Ora doveva intervenire, avevamo stabilito che doveva intervenire, vero Giovanni, subito, no, ci ha detto non farmi parlare subito. Vabbè, insomma, quindi le riflessioni sono poche, le riflessioni sono di un'annata andata abbastanza bene sotto l'aspetto comportamentale. Mi rivolgo in questo al presidente regionale degli arbitri Tarcisio Serena, che lui è presente qui e che interverrà poi. È andata abbastanza bene rispetto all'anno scorso. Chi c'era l'anno scorso si ricorderà il meraviglioso intervento che ha fatto il vicepresidente del CRA Veneto, Andrea Marangon, a difesa dei propri arbitri. C'è stata una standing ovation meritatissima e credo che questo sia anche servito a far riflettere sul comportamento che noi dirigenti dovremmo avere in campo. Campo, lo dico solo e lo ripeto perché io sono sempre dalle società e quindi lo dico ogni volta e lo ripeto, l'arbitro spesso è anche il migliore in campo, eppure neanche quando è il migliore in campo riceve un applauso convinto. Cerchiamo di applaudirli qualche volta gli arbitri, perché vuol dire che faremo un passo avanti, vuol dire che la nostra cultura sta cambiando. Detto questo degli arbitri, il comportamento migliore rispetto all'anno scorso, e mi rivolgo qua alla nostra Sabrina, che è tutti voi la conoscerete, io per telefono, è della contabilità, che sono un po' disperati quelli della contabilità. Perché? Vi spiego subito, perché il vostro comportamento consono ha portato a un deficit del comitato di 45.500 euro, che sono i premi, perché voi sapete che sì, chi vince la Coppa Disciplina vince la Coppa e vince le medaglie, ma se sta sotto, faccio un esempio, per i gironi a 16 agli 8 punti non paga i diritti di iscrizione. Noi non avremo l'incasso di diritti di iscrizione per 45.500 euro ed è una cifra importante che incide molto nel nostro bilancio, che è fatto solo dei diritti di iscrizione. Quindi, per dire, da una parte siamo stracontenti, dall'altra non vi dico che la contabilità mi dice forse sarebbe il caso di rivedere le norme. Noi li rivedremo. Complimenti per il vostro comportamento certificato da questa cifra. Un brevissimo veloce flash sull'Under 14 e l'Under 16, sulla riforma dei campionati. Voi conoscete la ratio legis di questa riforma. La ratio legis intende premiare non solo la società, ma intende premiare i ragazzi che si sono aggiudicati quella categoria, si sono aggiudicati. È chiaro che una riforma, come dice sempre il nostro consigliere Fabio De Vecchi, una riforma non può accontentare sempre tutti. Una riforma, per accontentare il più possibile, forse arrivare all'ottimo, deve avere un percorso di qualche anno, di qualche stagione sportiva. Noi già quest'anno ci siamo impegnati. Non vedo Paolo Mola, che anche indipendente, che conoscete anche voi per telefono, ma può testimoniare le ore e le serate che abbiamo passato, io e lui, con ogni tanto l'avvenzo di Fabio De Vecchi, grande nume tutelare, che ci veniva a trovare, ma veramente non dormivamo di notte per sistemare l'Under 14 e l'Under 16. Abbiamo avuto però anche la sensazione che tutti volessero giustamente partecipare a questi campionati. Non pensavamo che soprattutto l'Under 16 avesse questo appeal. Ci hanno fatto diventare matti, ma ci hanno fatto diventare matti perché hanno tirato un po', lo dico, mi assumo la responsabilità, la coperta, che da una parte era un po' corta, quindi ognuno tirava la coperta.
Io chiedo scusa anche a nome di tutto il Consiglio direttivo se qualche incongruenza c'è o c'è stata. Sicuramente ci assumiamo l'impegno di migliorare questa norma, ma credo che è una norma epocale che va nell'indirizzo veramente di riconoscimento della filiera completa per tutti i nostri giovani. Vado a concludere perché sono già troppo lungo rispetto. Noi domani partiremo qui delegati assembleari per una gita a Roma, chiamiamola gita. Andremo alle elezioni del nuovo presidente federale. Voi sapete che ci sono due candidati, Giovanni Malagò, che tutti conoscete, e Giancarlo Abete, che altrettanto tutti conoscete. Ovviamente la Lega Dilettanti è per Giancarlo Abete, che non ha bisogno di presentazione. Giancarlo Abete non scenderà mai a patti, perché qualcuno dice ma deve chiedere, no, Giancarlo Abete ha detto io ho una certa età, il Presidente della Federazione l'ha fatto per 2 mandati consecutivi, il terzo ha dato le dimissioni perché avevamo perso i mondiali in Brasile, ho fatto tutto nella mia vita, io sono contento in Lega Dilettanti per 2 motivi, perché si lavora veramente senza tanti discorsi campati in aria e perché rappresenta la parte più debole, forse per qualcuno la parte più debole, e io sono sempre stato Abete dalla parte più debole. E perché mi sono presentato? Perché trovavo scandaloso che alle elezioni della Federazione Italiana Gioco Calcio, parole di Abete, si presentasse una persona sola senza programmi. Noi dobbiamo difendere con i denti la Lega Dilettanti. Quindi mi sono presentato, non chiediamo nulla, chiediamo solo delle riflessioni e dei programmi che riguardino la Lega Dilettanti. E io credo che nessun presidente della federazione, voi sapete come stanno, insomma, Giovanni Malagò è appoggiato dalla Serie A, Serie B, allenatori e calciatori, anche allenatori e calciatori che non l'ho capito questo schieramento, perché fanno il 90% di attività con noi, dilettanti, con voi, eppure si sono schierati per un'altra persona. Va bene, insomma, quindi senza tante discussioni. Però detto questo, tengo a ribadire che noi siamo orgogliosi di essere rappresentati dal Presidente Abete, perché siamo sicuri, siamo certi che senza andare a scambi di genere, ci voto per te, io ritiro la mia candidatura, come era uso una volta, ritiro la candidatura se tu mi dai, no, non ha bisogno di chiedere nulla, la Lega Dilettanti non ha bisogno di chiedere, quando domanda qualcosa gli è dovuto, punto, questo è quello che dice il nostro Presidente. Fatta chiarezza su questo, perché ci teniamo molto. Altra riflessione, e questa volta concludo definitivamente, e qua rubo una frase del Presidente Abete, tanto per cambiare. Io ieri ero, dov'è Pitarello? Ecco qua, ero con Claudio Pitarello alla cena di una società, Torreglia, nei campi sportivi, in mezzo al nulla, insomma, però è stata una serata meravigliosa. Una serata meravigliosa per quello che ha detto, per quello che personalmente, ma credo anche a Claudio, abbia fatto capire. Ha fatto capire l'animo, la passione di questi dirigenti. Quando io sono arrivato ho detto a Claudio, vedi Claudio, il problema che ha il Comitato Regionale Veneto, il problema che ha il movimento dei volontari, il problema che ha il calcio dilettantistico e giovanile è il ricambio generazionale. Non sono gli atleti, perché se voi vedete diminuiscono le società, ma qua non c'è, sì, c'è Giordano, ma gli atleti sono sempre gli stessi, dilettanti e settore giovanile. Quindi il pallone ha una PIL che non verrà mai meno, però il ricambio generazionale c'è. Infatti, forse Claudio sicuramente era il più giovane, io, non ridete per cortesia, ero forse uno dei più giovani in quel contesto. E ho detto, vedi, siamo sempre noi, siamo sempre gli stessi. Non faccio in tempo a guardarmi che arriva una marea di bambine e bambini con la divisa staff, e questi ci hanno seguito tutta la serata. Quindi la frase che rubo al Presidente Abete è quella: se noi insegniamo questi valori di partecipazione,
di condivisione. Sin da quando sono piccoli sicuramente lo sport sarà un compagno meraviglioso di viaggio per tutti loro. Facciamo che sia così. Grazie. Grazie al Presidente, l'ha già annunciata il Presidente, abbiamo il piacere di avere con noi ospite l'assessore regionale allo sport Paola Roma. Per lei è un debutto perché è stata nominata pochi mesi fa, quindi è la sua prima partecipazione a questa festa, ma siamo sicuri che avremo il piacere di ospitarla anche nei prossimi anni e io le cedo la parola. Buongiorno a tutti, ringrazio il Presidente per l'invito e sono molto contenta perché ufficialmente dal 1° di luglio nel bilancio del mio assessorato lo sport, il sociale, l'abitare e tutto il terzo settore sono insieme, quindi dal 1° di luglio avremo anche i nuovi dirigenti, il dirigente dello sport va anche in pensione, quindi avremo anche le nuove figure organizzative. Questo credo che sia importante perché, Presidente, volevo collegarmi con almeno 3 progetti. Il primo, che è quello che voi fate nel carcere rispetto a questo tipo di intervento anche sociale. Noi abbiamo la Cassa Ammende, quindi la parte legata alla giustizia, con cui lavoriamo e con la quale ho già anticipato che rientrando voi all'interno anche della parte del sociale avremo modo anche di ampliare e lavorare su questo progetto che è prima di tutto di rieducazione delle persone prima poi della loro riuscita in società. Il secondo punto di cui ti ringrazio, noi abbiamo la parte anche legata all'invecchiamento attivo ma soprattutto alla longevità, di cui arriveranno degli ingenti fondi legati al Ministero e credo che l'opportunità di legare con voi un'opportunità proprio per le persone anche voi abbiamo concordato con te Presidente la parte del calcio camminato, ma io vorrei dire anche di più. Il fatto che i genitori, gli zii, i nonni vi portino i ragazzi diventa veramente un momento anche per fare qualcosa per loro o con loro. E credo che voi siete quelle sentinelle che ci permettono anche di raddrizzare qualche intervento che noi dobbiamo fare anche per le famiglie in maniera più idonea. Ed è per questo che anche rispetto ai programmi che con il Presidente, e porto il saluto del Presidente Alberto Stefani, abbiamo ritenuto opportuno fare anche collegandoci a dei fondi europei. Infatti rientriamo, adesso abbiamo fatto il primo accesso in una rete, ne avremo una seconda tra 2 mesi in cui i bandi Erasmus e Horizon sono dei bandi sui cui ci sono delle borse che noi vorremmo mettere a disposizione proprio legate allo sport per poter fare in maniera che quelle persone che si distinguono anche all'interno delle vostre società possano avere questa opportunità anche certificata di poter fare questa esperienza, perché è un investimento che anche noi stessi facciamo rispetto alle politiche giovanili ma anche più in generale alle politiche legate a quello che viene fatto. Vi anticipo che quest'anno più in ritardo rispetto agli altri anni perché siamo naturalmente andati al voto e quindi il bilancio è stato approvato ad aprile, approveremo con la consulta dello sport la programmazione la prossima settimana e poi usciranno i bandi legati alle società sportive. In particolare quest'anno, grazie anche alla collaborazione con i miei colleghi delle altre regioni, abbiamo chiesto al Ministro Abodi di poter fare uno stesso piano d'azione dello sport per quest'anno, proprio per fare in maniera che avendo lui delle risorse che rimangono rispetto alla parte dote e famiglia possa essere messa a disposizione per inserirla all'interno del nostro bando e scorrere poi le graduatorie per finanziare anche tutti gli altri progetti. Quindi credo che già questa messa a sistema anche nel tavolo con i miei colleghi diventi fondamentale, perché magari anche rispetto a questo possiamo davvero rappresentare delle necessità che sono trasversali e che magari senza fare numerosi bandi che poi impegnano, visto anche la parte burocratica che è legata alle società sportive, e io su questo Presidente ti do già la massima disponibilità, perché anche per tutta la parte del RUNZ sto gestendo con il Ministero delle Politiche Sociali tutta la parte tributaria. Infatti da luglio avremo anche un tributarista all'interno della parte che segue proprio l'iscrizione al RUNZ ma anche la gestione delle varie pratiche burocratiche, anche perché sappiamo perfettamente che a volte la giurisprudenza si crea anche attraverso le opinioni diversificate dei tributaristi, quindi credo che questo per noi diventa fondamentale. Vi ringrazio per tutto quello che avete fatto e che fate per i ragazzi, per il nostro Veneto. Ringrazio il Presidente degli arbitri,
con il quale insomma poi avremo anche modo di parlare, perché ci sono anche delle opportunità con cui volevamo legare alcune delle attività del sociale rispetto insomma a qualche tipo di formazione, ma in particolare vi ringrazio per il fair play che ho visto in maniera importante nei campi di gioco, e sono molto contenta di aver assistito a quello che ho visto fare dai vostri giocatori, dai vostri allenatori, ma soprattutto con la presenza dei vostri volontari. Credo che sia davvero un esempio di quello che significhi fare squadra, e la Regione rimane a disposizione. Grazie. Grazie all'assessore. Allora sì, c'è un omaggio che il Presidente, giustamente insomma, un omaggio floreale anche per ringraziare l'assessore della sua presenza. Grazie mille. Peraltro l'assessore citava il progetto Palla al Piede, e avremo dopo tra le premiazioni anche una che riguarda questo ambito, e con piacere coinvolgeremo anche l'assessore in queste premiazioni. Chiamerei per un saluto anche l'altro ospite che abbiamo il piacere di avere con noi questa mattina, ovvero Tarcisio Serena, che è il presidente della CRA Veneto. Dunque gli arbitri che sono il nostro alleato fondamentale in ogni campo di gara. Presidente, come è andata allora questa stagione? Partiamo già con una domanda allora. Sì. Mi ero preparato un discorso molto ampio, ma il Presidente mi ha detto devi tagliare. Innanzitutto vorrei fare un augurio affinché il budget che è messo a disposizione per la Coppa Disciplina raddoppi, perché vuol dire che il sistema calcio funziona, e soprattutto funziona quello che è il sistema dei giovani. Sì, noi abbiamo molti ragazzi giovani, ho sempre detto che il mondo arbitrale si dice non si può fare una partita senza l'arbitro, ma è anche vero che non si può arbitrare e non si diventa arbitri se non ci sono le società. E dalle parole che hai detto te, Bepi, ai quali io ti ringrazio per l'invito che mi hai fatto, i sacrifici che facciamo noi sono paragonabili a quelli che voi fate per le società. So le grandi difficoltà che ci sono con i ragazzi giovani, li abbiamo noi con i 14enni, 15enni che vengono, ragazzi che hanno la grande voglia di crescere sotto l'aspetto, diciamo, di crescere in campo, e so la grande difficoltà che ci sono con i ragazzi di trovarli e farli giocare a calcio. Sì, purtroppo il mondo non è semplice nello sport, e l'unica cosa che può racchiudere una cosa che si chiama valori. Ne sento parlare molte volte, ma purtroppo il valore della famiglia, il valore dello sport, il valore vanno svanendo per molti motivi. Ecco, il gioco del calcio, che è considerato il gioco più importante al mondo, ha questo compito, ed è il compito che hanno anche gli arbitri di farlo, ed è quello di portare all'interno del terreno di gioco quello che è il rispetto delle regole. Io capisco che bisogna vincere, ma bisogna cambiare mentalità. Io chiedo molte volte, su quello che riguardava prima, caro Presidente, che parlava della violenza, io devo dire che il tavolo aperto che abbiamo fatto ha portato dei risultati, perché con il discorso che poi aveva fatto anche il mio vicepresidente la volta scorsa, sono le cose che noi ci teniamo molto, perché la violenza negli stadi, la violenza con il calcio è una cosa che non porta nessun tipo di valore. Ecco, questa è una delle cose su cui noi puntiamo molto. Progetti noi ne abbiamo tanti. Io capisco che vedere magari un arbitro, tutti quanti, anzi mi ricordo sempre Contavecchio quando ero al Caldì, che facemmo una riunione con tutti quanti i presidenti del Caldì, con i relatori, e feci vedere 8 errori che fecero i nostri arbitri sul terreno di gioco. Alla fine mi guardò Tavecchio, ma mi guardò anche tutti i presidenti, dicendo ma come? Sì, se volete che parliamo di errori, sì, noi sbagliamo, ma la buona fede è un'altra cosa. Cioè gli arbitri sono in buona fede. Se voi volete arbitri che non sbagliano, dovete cambiare persone che vengono a giudicare i vostri terreni di gioco. Se invece avete voglia di collaborare, di cercare di capire, di far capire ai calciatori che nella vita si sbaglia, perché penso che voi avrete attaccanti, difendenti che sbagliano, chi prende la rete o che sia, ma quello che è importante è il valore che noi abbiamo in terreni di gioco. Una raccomandazione che però non è che voglia farla, perché sennò poi mi dicono che voglio fare il papà e la famiglia. È vero, sento molte volte che bisognerebbe fare le partite del settore giovanile senza i genitori. È un errore. Sono i genitori che devono imparare che il primo valore del nostro calcio è vedere i figli divertirsi. Purtroppo pensano di avere i figli campioni perché vedono soldi, ma è
passatemi un piccolo cosa, è come nel tennis, i primi 10 prendono i soldi, gli altri fanno fatica ad andare ai tornei, questa è la realtà. Quindi so i sacrifici che fate, voi ne mettete i soldi per il calcio, noi mettiamo molti soldi su quelli che sono i rimborsi spese, su quelli che sono il fatto di andare a allenare, perché vogliamo essere pronti, perché vogliamo dare un servizio, sì, un servizio che sia comune. Io ho chiesto al Presidente di poter parlare anche con tutti i Presidenti, anche di fare delle riunioni, vado in molte società perché ricordatevi che noi siamo a disposizione con tutti i Presidenti di sezione, con il Presidente regionale, a venire nelle vostre società a parlare di calcio, di regolamento, a parlare con i giovani, a parlare con gli allenatori, perché conoscere quelli che sono, diciamo, le cose importanti, conoscere il gioco del calcio, conoscere il regolamento e la sua applicazione molte volte diventa difficile. Quindi io vi faccio i complimenti perché una scheda di coppe così vuol dire che non solo dalle squadre, vuol dire che ci sono tante società che hanno dei grandi meriti e questa è una festa che voi vi meritate, che si meritano gli altri, che si merita il Comitato Regionale Veneto, al quale io devo fare i miei complimenti per la grande collaborazione che abbiamo e soprattutto perché quando c'è un problema, e l'ha sempre detto anche Beppi, lo risolviamo in 4-4-8, solamente con il dialogo, e quindi devo ringraziare per quello che fate. L'ultima parola la faccio all'assessore dello sport. Parlano di sensazione di pelle. Caro assessore, io le devo fare i miei complimenti perché lei è una persona che tocca non solamente il cuore ma tocca i valori che sono importanti per il nostro calcio e mi creda farà delle grandi cose e faccio i complimenti anche al suo Presidente perché speriamo che ci tenga sempre al mondo del calcio e al mondo dello sport. Un grazie di cuore e vi auguro veramente. Grazie anche al Presidente del Traveneto, Tarcisio Serena, anche lui rimane con noi. È venuto ogni anno, quest'anno purtroppo per un concomitante importante impegno non ha potuto esserci, ma ci ha mandato un brevissimo messaggio che vi leggo, il Presidente del CONI regionale Dino Ponchio, che ha scritto al Presidente: caro Presidente, caro Beppi, purtroppo questa volta devo darti buca perché in stessa data e orari ho un importante convegno sulla comunicazione, a cui peraltro sarebbe piaciuto averti presente, e ci saluta alla prossima occasione per tutte e due. Noi lo salutiamo con un applauso, grazie anche al Presidente del Comitato del CONI regionale Dino Ponchio. Bene, direi che è arrivato il momento di cominciare con le premiazioni perché ne abbiamo tante. Cominciamo, spazieremo come sempre tra il calcio femminile, il calcio a 5, l'attività ovviamente a 11 prevalente sia con i settori giovanili che con le prime squadre, e poi ci sarà un momento importante che è quello delle benemerenze regionali. Cominciamo con il calcio femminile e chiamerei per le premiazioni il Presidente Ruzza, rivolgendo un saluto al responsabile regionale della divisione calcio femminile Paolo Tosetto, che per improrogabili impegni questa mattina non è potuto essere qui. Cominciamo con il premiare il campionato e quello del calcio femminile eccellenza. Andiamo a premiare la vincente della Coppa Disciplina, il Women Venera Calcio. E con loro che arrivano ne approfitto per dare un'indicazione a tutti, sia loro che anche a tutti i futuri premiati. Facciamo le premiazioni giù dal palco per esigenze diciamo di fotografie, ecco, perché altrimenti rischiate di essere impallinati dal proiettore, quindi venire con metà luce e metà no negli occhi. Quindi facciamo le premiazioni giù. Women Venera Calcio. Come ha mostrato il Presidente, tutte le coppe sono provviste anche di medaglie. Chiamiamo anche l'area, sì, chiamiamo anche l'area marciale, non l'avevano segnata, era un'improvvisata, non c'era nella... Le premiazioni, il Presidente assieme al consigliere e non me l'hanno... e anche il delegato. Eccole. Grazie, perfetto. Un
fuori programma che ha voluto il Presidente, nel senso che doveva premiare Tosetto con lui, ma visto che non c'è, insomma, chiamiamo quelli che sono i responsabili delle delegazioni. E allora andiamo a fare la premiazione del campionato regionale juniores femminile under 19, la vincente della Coppa Disciplina, il Women Calcio Padova. Premia dunque il Presidente Ruzza insieme a Claudio Pittarello che è il delegato e il consigliere Viandato. Posso chiederti il favore di tenere 2 microfoni? Non ce la faccio con tutta questa roba qua. Questo è il microfono che mi ha dato l'Alessia dal canale. No, non ce la faccio, non è per cattiveria, ma come farei qua? Un po' intrigato. Più al centro tutti, così. E, scusami, anche per il calcio. Bene. Calcio 5, vediamo. Allora più verso di là. No, poi Di là, calcio così 5 equilibriamo. Chiama solo di Giambattista. di Giambattista e il presidente se vuole Ruzza, esatto. Grazie. Se no diventano 100.000, esatto, non so per il fuori programma. Grazie anche al Women Calcio Padova, complimenti per aver vinto la Coppa Disciplina juniores femminile under 19. Ci spostiamo dalla divisione calcio femminile alla divisione calcio 5. Sì, Presidente? Oggi siamo in vena di fuori scaletta. No, tenevo a precisare, quando c'era Paolo Tosetto, che non c'è per motivi di lavoro, è chiaro che rimaniamo io e Paolo Tosetto. Mancanza, siccome dopo le premiazioni saranno effettuate dal Presidente, dal consigliere e dal delegato, abbiamo fatto. Ah, ma per me, Presidente, possiamo premiare tutti assieme, il bello di queste giornate sono proprio queste. Allora, riprendo in mano la scaletta ufficiale e facciamo le premiazioni della divisione calcio a 5. Quest'oggi il responsabile regionale del calcio a 5 è con noi e quindi chiamo Michele Di Giambattista insieme ovviamente al Presidente. E cominciamo premiando il campionato regionale calcio a 5 Serie C1 maschile. Loro hanno vinto il campionato ma hanno vinto anche la Coppa Disciplina, il Montello Futsal 2020. Fuori c'è il dico non c'è. Ok. Grazie. Ottimo. Grazie, complimenti al Montello. Continuiamo la nostra carrellata con il campionato regionale di calcio a 5 ma Serie C2 maschile. Allora io intanto saluto i vincenti del girone A, il Cuore Celtic Verona, che non hanno potuto essere con noi, e invece voglio chiamare chi ha vinto il girone B ma ha vinto anche la Coppa Disciplina per quanto riguarda questo campionato regionale di Serie C2 maschile, ovvero il Valli Futsal Chioggia. Complimenti alla Valli Futsal, che vi ricordo ha vinto il girone B ma ha vinto anche la Coppa Disciplina per quanto riguarda questa Serie C2 maschile. Grazie. Siamo in debito ancora di una premiazione per quanto riguarda questa Serie C2 maschile, perché c'era anche un girone C, ma soprattutto ci sono loro che hanno vinto il campionato, gli amici dell'Atletico Bassano. Il calcio a 5 vedo che ha fatto un nucleo calcio a 5 in fondo alla sala, perché sono tutti concentrati là. Arrivano, ci sono gli amici dell'Atletico Bassano. Sono anche arrivati numerosi complimenti, ci hanno portato buona parte della squadra. Mettetevi un po' più in là. Vediamo chi ritira la coppa.
Vi ricordo sempre che dentro la coppa ci sono anche le medaglie, le abbiamo mostrate prima, non le mostreremo volta per volta, ma poi verranno distribuite a tutti gli atleti. Grazie. E grazie anche all'Atletico Bassano. Continuiamo con la divisione calcio a 5, ma andiamo a premiare anche le formazioni giovanili, lo facciamo scendendo dall'alto al basso, per la verità, cominciando con il campionato regionale calcio a 5 under 21 maschile. Il campionato è stato vinto dalla Mirano Calcio a 5. Complimenti anche al Mirano per questa vittoria nell'Under 21. Grazie. Abbiamo però anche un'altra premiazione sempre per questa Under 21, perché andiamo a premiare chi ha vinto la Coppa Disciplina. Loro sono gli amici della SP Caerano Crocetta. Bene. C'è sempre la consegna dei palloni alla fine, vedo da ricordare che rimangono qui. Sì. Perfetto, così intanto faccio un po' di... Grazie. Grazie, complimenti per la vittoria della Coppa Disciplina. Andiamo al campionato regionale Under 17 maschile, premiamo chi ha vinto la targa Disciplina e sono gli amici dell'Atletico Pressana Calcio a 5. Mentre arrivano i responsabili dell'Atletico Pressana Calcio a 5, vi ricordo che ovviamente l'invito è di rimanere fino alla fine della giornata, non solo perché insomma è giusto partecipare a tutte le premiazioni, perché poi ci sarà anche un ricco buffet, lo si può dire, e perché poi avete ricevuto il coupon con già all'ingresso quando vi siete registrati, e ci sarà la consegna dei palloni. Io saluto gli amici del Macam Prata Calcio a 5 che hanno vinto la targa Disciplina nel campionato Under 15 maschile, ma che questa mattina non sono potuti essere con noi, e allora mi sposto alla Serie D maschile. Andiamo a vedere chi ha vinto il campionato Girone A del Calcio a 5 regionale Serie D maschile. Ha vinto il Vicenza Calcio a 5. Grazie. Grazie al Vicenza. E adesso abbiamo una doppia premiazione, perché loro hanno vinto il girone B del campionato della Serie D, ma hanno anche vinto la Coppa Disciplina del loro raggruppamento, e quindi doppio applauso per il Dragon Futsal. Grazie, ottimo. Grazie. Bravi, complimenti. E noi andiamo a premiare l'ultima vincente dei gironi della Serie D maschile, il girone C, che ha visto il successo della Catridal Academy. Non c'è? Ok, la Piovese sì. Ottimo, grazie. Siamo in debito ancora di 2 premiazioni per questa Serie D maschile. La vincente della Coppa Disciplina Girone A, che è stata il Bonalubiana, ma quest'oggi non hanno potuto essere con noi, allora ci spostiamo di corsa al Girone C con la vincente della Coppa Disciplina, che è la Piovese.
Grazie. E siamo arrivati all'ultima premiazione anche per quanto riguarda il calcio a 5, almeno per questa fase, e quindi andiamo a premiare la vincente della Coppa Disciplina per quanto concerne la Serie C femminile con il Due Ville Calcio. Grazie. Grazie, ringrazio anche il responsabile regionale della divisione calcio a 5, Michele Di Giambattista, che ritroveremo dopo, perché noi ci spostiamo con l'attività del calcio a 11. Cominciamo le premiazioni di questa fase del calcio a 11 con i campionati giovanili, ma in particolare con i campionati giovanili provinciali. Andiamo a premiare la Juniores Under 19 provinciale. Per ciascuna delegazione premieremo vincenti dei gironi e vincenti della Coppa Disciplina. Cominciamo dalla delegazione di Bassano e quindi chiamo a premiare il consigliere regionale Nicola Scettro e il delegato provinciale Andrea Turcato. Chi andranno a premiare? Andranno a premiare innanzitutto la vincente del girone, che è il San Pietro Rosà. Scusa. Complimenti alla San Pietro Rosà. Ottimo, grazie. Andiamo a premiare anche la vincente della Coppa Disciplina di questo campionato di delegazione di Bassano, che è la Polisportiva Montinello Nuovo. E mentre arriva il rappresentante del Montenello, io vi ricordo che grazie alla nostra Alessia stiamo riprendendo tutta la mattinata. Sarà dunque possibile poi vedere immagini, foto delle premiazioni e tutto sul sito, sui canali social del Comitato Regionale. E saluto anche gli amici di Calcio Veneto che stanno riprendendo la giornata per poi trasmetterla sulle televisioni. Grazie a Nicola Scettro e ad Andrea Turcato, che ritroviamo tra poco. Per ora noi ci spostiamo a Belluno. Chiamo quindi il consigliere regionale Maurizio Giacomelli, il delegato provinciale Orazio Zanin, ma soprattutto chiamo il Lentiai Limana, che ha vinto il girone. Grazie mille. Grazie. Mi dimentico la Coppa Disciplina? Assolutamente no. E allora chiamo la Gordina, che però non ci sono. Vabbè, allora comunque li ho citati, l'importante era questo. E saluto Maurizio Giacomelli e da Orazio Zanini, ringraziandoli per ritrovarli tra poco. Invece andiamo alla delegazione di Padova. Premiano il consigliere regionale Pietro Bianzale e il delegato provinciale Claudio Pittarello. Qui abbiamo da fare 4 premiazioni. Cominciamo dalla vincente del girone A Elite, il Brusegana Santo Stefano. Grazie mille. Il proiettore ci fa le bizze e quindi non vuole svelare chi sarà la prossima premiata, ma noi andiamo avanti in attesa che si resetti. E allora chiamo la vincente del girone B Primavera, che è il Tombolo Calcio. Così non sanno di essere premiati, ma lo scoprono dalla mia voce. C'è il tombolo? C'è, arriva. Eccolo là, buongiorno.
Ottimo. Grazie. Grazie, complimenti al Tombolo che ha vinto il girone B primavera, c'è anche un girone C primavera e lo ha vinto l'Olimpia Padova. Ah, se il proiettore non va li facciamo premiare sopra, poi sul palco. Ecco, è ripartito. Andiamo avanti perché siamo all'Olimpia Padova, benissimo. Grazie anche a chi sta supportando in regia. Grazie. E chiudiamo le premiazioni per questa delegazione di Padova. Vi ricordo che siamo sempre negli Juniores Under 19 provinciali con la vincente della Coppa Disciplina che è il Torre. Grazie. Grazie ai rappresentanti di Padova. Con noi invece adesso arrivano i rappresentanti di Rovigo, il consigliere regionale Argentino Pavanati, il delegato provinciale Luca Pastorello. Qui abbiamo una premiazione, nel senso che la vincente del girone, che è il Cavarzere, quest'oggi non è con noi, ma sono invece con noi i rappresentanti del Borgo San Giovanni che hanno vinto la Coppa Disciplina. Ci hanno raggiunto da Chioggia, anche se ovviamente partecipano alla delegazione di Rovigo per la vicinanza geografica, insieme agli amici anche del Cavarzere. Grazie mille. Grazie anche ai rappresentanti di Rovigo. Chiamiamo invece il vicepresidente vicario Roberto Mamerti e la delegata distrettuale Manila Bisiol. Siamo dunque nella delegazione di San Donà e Portogruaro del Veneto Orientale con la vincente del campionato Juniores Under 19 provinciale che è la Vigor. Sono arrivati numerosi dal Cinto Caomaggiore, complimenti. Scusami. La coppa la diamo al mister? La diamo al mister, sì. Ho sentito, no, il mister la cede ai giocatori, giustamente. Avevo sentito loro che la volevano cedere al mister e lui ai giocatori, bello così. Su. Aspetta che non si vede bene il ragazzo dietro, mi dispiacerebbe. Ok. Grazie. Perfetto. Complimenti alla Vigor. La Coppa Disciplina però l'ha vinta lo Zerman. Ottimo, grazie. Grazie anche allo Zerman, grazie a Roberto Mamerti e Manila Bisiolla. 3 premiazioni per la delegazione di Treviso. Con noi il consigliere regionale Fabio De Vecchi e il delegato provinciale Claudio Donà. Chi è che non c'è? Ok. Allora, sono 2 in realtà, perché la vincente del girone A, che è l'Eclisse Careni Pievigina, mi dicono che non ha potuto essere con noi. E allora chiamo subito la vincente del girone B, che è il Postioma Porcellengo.
Sì, grazie. Grazie. Grazie, complimenti al Postioma Porcellengo, la Coppa Disciplina la vince il Pederobba 2015. Grazie. Grazie anche ai rappresentanti di Treviso. Se la geografia del Veneto non ci inganna, abbiamo ancora 3 delegazioni, così è. E cominciamo infatti dalla delegazione di Venezia e chiamo il consigliere regionale Dino Tamai, il delegato provinciale Giancarlo Muriotto per premiare i vincenti del girone che sono il Marghera. Grazie. Complimenti al Marghera, ma complimenti anche al Capocroce che ha vinto la Coppa Disciplina. Grazie. Grazie a Dino Tamai e Giancarlo Muriotto. Ci spostiamo dall'altra parte della regione, andiamo a Verona con la vicepresidente Ilaria Bazzerla e il delegato provinciale Marco Bellotti, chiamati a 4 premiazioni. Cominciamo dalla vincente del girone A Elite, che è il Calcio Bussolengo. E con loro del Bussolengo premiamo anche per la vittoria della Coppa Disciplina. Hai ragione, sì. Mentre facciamo la doppia premiazione del Bussolengo, io saluto anche gli amici del Lazzise che hanno vinto il girone B Elite, ma che questa mattina non hanno potuto raggiungerci. E allora, ringraziando e facendo ancora i complimenti al Bussolengo, passo subito al girone C, che è stato vinto dal Raldon. Vicenza ci sono tutti? Ok. Grazie mille. Grazie anche ai rappresentanti di Verona che ritroveremo dopo. Concludiamo questa Juniores Under 19 provinciale con la delegazione di Vicenza. Chiamo a premiare il consigliere regionale Gilberto Cecchetto, il delegato provinciale Francesco Rizzato. Qui le premiazioni sono 4 e ci sono tutti. Vincente del girone A, l'Alto Academy. E sono anche bravissimi perché non hanno neanche aspettato che li chiamassi, ma ci hanno abbreviato i termini arrivando subito qui in postazione premiazione. Grazie. Grazie. Grazie, chiamiamo la vincente del girone B, Lonigo. Le medaglie, sì, non dimentichiamocele. Ottimo, grazie. L'ultimo raggruppamento, che è il girone C, è stato vinto dalla Fides San Pietro in Gu.
E chiudiamo davvero questa lunga carrellata con la Juniores Under 19 provinciale con la vincente della Coppa Disciplina Delegazione di Vicenza, che è il Camisano Calcio. C'è solo il Pozzetto. Grazie mille. Bene, come vi ho detto abbiamo chiuso questa parentesi, adesso ci spostiamo nelle attività delle prime squadre, poi torneremo anche con i settori giovanili ma a livello regionale. Noi continuiamo invece ancora con le delegazioni provinciali, ma andiamo a premiare le vincenti di girone e Coppa Disciplina di terza categoria. Consigliere regionale Nicola Scettro e il delegato provinciale Andrea Turcato, perché andiamo a premiare il girone della delegazione di Bassano, che è stato vinto dal Pozzetto. E mentre arrivano i rappresentanti del Pozzetto, io saluto e faccio i complimenti anche al Cassola, che ha vinto la Coppa Disciplina ma che questa mattina non è qui. Grazie, ottimo. Grazie a Bassano. Andiamo in montagna, andiamo a Belluno, premio il consigliere regionale Maurizio Giacomelli, il delegato provinciale Orazio Zanin. Chi vanno a premiare? Vanno a premiare gli amici del Tambre 1997 che hanno vinto il girone della delegazione di Belluno e si sono portati anche la clacca, più che altro perché sono numerosi anche loro. Il mister compie gli anni oggi. Ah sì? Mi dicono che c'è un fuori programma anche qui, ne avevo uno in un altro girone ma mi dicono anche qui. Il mister, che adesso siccome non mi hanno detto il nome lo dovrà dire lui alzando la mano, oggi compie gli anni. Era spaventato, ho letto nei tuoi occhi il terrore quando ti ho chiesto cosa vorrà. Ottimo. Grazie. Grazie, un po' tutti storti ma va bene. Complimenti alla Tambre 1997, ma complimenti anche alla vincente della Coppa Disciplina che è l'Alpes Cesio. Eh sì, dovete rimanere in postazione che c'è una seconda premiazione bellunese. Padova chi abbiamo? Veggiano non c'è, gli altri tre sì. Grazie. Grazie, congediamo Belluno e chiamiamo Padova il consigliere regionale Pietro Bianzale, delegato provinciale Claudio Pittarello per 3 premiazioni più 1. Cominciamo dalla vincente del girone B di Padova che è il San Giuseppe Abano Terme. E io saluto i rappresentanti della squadra vincitrice del girone A che è il Veggiano, che questa mattina non è qui. Il Veggiano, c'è il Veggiano? Ci siete? Abbiamo fatto uno scherzo. C'è il Veggiano, c'è il Veggiano. No, voi siete vedi, loro sono il San Giuseppe, non confondetemi, erano arrivati giusti, ma quindi l'errore è nelle coppe, ecco. Se volete gliele diamo entrambe, poi gliele portano loro, tanto sono quasi vicini.
Grazie. Allora, ricapitolando, il Veggiano ha vinto il girone A, il San Giuseppe Abano Terme ha vinto il girone B, ma adesso andiamo a premiare le vincenti della Coppa Disciplina, che sono per quanto riguarda la Polisportiva Palla al Piede e l'Ardisci Espera. Cominciamo con la Polisportiva Palla al Piede. E sulla premiazione della Polisportiva Palla al Piede c'è un momento particolare, per cui chiedo il supporto della nostra regia, perché ci dovrebbe essere un video. Facciamo prima la premiazione e poi lo facciamo partire dopo il video, perfetto. Ok. Perfetto. Ottimo, grazie. Ragazzi, se vi spostate un pochino o a sinistra o a destra facciamo partire il video, così si vede. Ardisci Espera c'è, Fratta no, Sant'Urbano sì, e poi il resto me lo dirai dopo. Quindi Fratta no. Esatto, dopo la prossima non sei fosse ok. Vabbè, poi me lo dico. Allora, voi avete visto che queste riprese erano in occasione di un amichevole con il Bassano. Bassano che è campagnolo, lo diciamo, insomma, lo sappiamo tutti, è un aiuto, è un main sponsor di Palla al Piede. Palla al Piede qui rappresentata dal suo presidente e da alcuni giocatori che saluto proprio cordialmente. Perché? Primo perché sono qua e quindi perché si sono meritati la Coppa. Secondo perché avete visto tutti, vedete quelle torte, loro sono impegnati, voi sapete che il carcere dei Palazzi ha la pasticceria che è Giotto. E quindi immaginate la bontà di quelle torte, la bontà di quei tramezzini che avete fatto. Quindi noi vorremmo fare un amichevole ogni settimana. A parte gli scherzi, porto solo un grido così di aiuto che il presidente Lara, come sempre, ci rompe le scatole, ma ha ragione, ha bisogno di aiuto. Quindi qua ci sono tutte le società, è un momento di festa, cerchiamo anche di rivolgere l'attenzione a questi ragazzi e a questa presidente, nella speranza che così non rompa più le scatole al presidente Renzi. Grazie ragazzi della Polisportiva Palla al Piede, e poi avremo anche un altro momento di premiazione tra un po', ma noi dobbiamo, appena finiscono di salutarsi e di congedarsi, dobbiamo fare un'ultima premiazione, sempre di Coppa Disciplina e sempre della delegazione di Padova. Grazie. L'altra vincente della Coppa Disciplina, l'Ardisci Espera. Allora, Fratta no.
Bene, grazie. Grazie a Padova, Pietro Piazzale e Claudio Pittarello. Chiamiamo il consigliere regionale Argentino Pavanati, il delegato provinciale Luca Pastorello, perché andiamo a Rovigo e andiamo a premiare la vincente della Coppa Disciplina, che è il Sant'Urbano Calcio. E io saluto e faccio i complimenti anche al Calcio Fratta, che ha vinto il girone ma che appunto questa mattina non ha potuto essere qui. Invece ci sono gli amici del Sant'Urbano, complimenti per aver vinto la Coppa Disciplina. Grazie. Grazie, chiamerei Roberto Mamerdi, vicepresidente vicario, e la delegata distrettuale Manila Bisiol per andare a premiare chi ha vinto il girone di terza categoria di San Donà Portogruaro, che è il Venezia Calcio 1985. Confermatemi che ritira il premio il presidente Ulisse Miele, giusto? Presidente? Sì? Presidente, le facciamo tanti auguri perché oggi compie 72 anni. 69? Chi me l'ha detto le ha aggiunto 3 anni, lo sappia, Ho detto il peccato, non dirò il peccatore, allora. Voglio ricordare che lui è anche consigliere nazionale per il calcio femminile. Grazie. Grazie e complimenti, Presidente. Ci ritroviamo tra 3 anni per la vittoria di un altro campionato e per festeggiare i loro 72 anni. L'invasione di delegazione. Sì, facciamo. Aspetta. Ottimo. Grazie. Ancora auguri, Presidente. Vince la Coppa Disciplina la Giussaghese. Bene. Grazie, andiamo a Treviso per 2 premiazioni. Premiano il consigliere regionale Fabio De Vecchi, il delegato provinciale Claudio Donà, e andiamo a premiare il Montegrappa, che ha vinto il girone di terza delegazione di Treviso. Grazie al Montegrappa. Vince la Coppa Disciplina l'altivolese Mazer. Grazie, ottimo. Proseguiamo con i campionati di terza categoria, abbiamo ancora 3 delegazioni da premiare. Adesso chiamiamo la delegazione di Venezia con il consigliere regionale Dino Tamai, il delegato provinciale Giancarlo Muriotto e soprattutto con l'Union Spinea, che ha vinto il girone. E l'applauso si estende anche ai vincitori della Coppa Disciplina, che non sono qui questa mattina, ma che sono gli amici della Fossò. Grazie.
Grazie, come vedete stiamo proseguendo spediti, poco a poco le coppe qui dietro cominciano a scarseggiare, ma ancora abbiamo delle premiazioni importanti, a cominciare da quella della terza categoria veronese. Sono già pronti Ilaria Bazzerla, il delegato provinciale Marco Bellotti, e noi chiamiamo la vincitrice del girone A, l'associazione Calcio Garda. E io saluto anche le vincenti degli altri due gironi che non ci sono, la vincente del girone B che è la Napoleonica e la vincente del girone C che è la Cavalponica Aurora 2022. Grazie. Sono invece con noi i vincitori della Coppa Disciplina, gli amici del Nuovo Calcio Casaleone. Valcosta non c'è, ok. C'è solo la C. Grazie. Dulcis in fundo, ma solo per questioni di ordine alfabetico, la delegazione di Vicenza, premio del consigliere regionale Gilberto Cecchetto e il delegato provinciale Francesco Rizzato, e noi andiamo a premiare l'ACB La Masia che ha vinto il girone di Vicenza. E io saluto anche il fantastico Costa Barausse che ha vinto la Coppa Disciplina, ma che non sono qui. La Masia aveva un 50% di possibilità, ovviamente ho preso quella sbagliata. Domani qua ci sono tutti, a parte l'Albignasio, vincente Coppa Disciplina. Dov'è? Ah, Grazie. quindi fin da sotto qua ci sono tutti, ok, perfetto. Grazie e complimenti allora all'ACB La Masia. Chiudiamo le terze categorie e ci spostiamo di nuovo ai settori giovanili. Ricominciamo dalla Juniores Under 19, ma in questo caso l'Under 19 regionale. Premieremo per ciascun girone le vincenti del girone e della Coppa Disciplina. Allora andiamo a premiare, chiamiamo la vicepresidente Ilaria Bazzerla e il delegato provinciale Marco Bellotti. Come sono andati a fumare? Ma guarda te. Che abbiamo preso. Andiamo a premiare la vincente del girone A che è il Pescaltina settimo. Grazie. Non scappate che fra un po' c'è un'altra veronese da premiare. Prima però chiamo il consigliere regionale Gilberto Cecchetto e il delegato provinciale Francesco Rizzato, perché la vincente del girone B è Vicentina ed è il Chiampo. Grazie. Grazie, il girone C è stato vinto da una padovana e dunque il consigliere regionale Pietro Bianzale e il delegato provinciale Claudio Pittarello che consegnano insieme al presidente la coppa per la vittoria del girone C al Calcio Saonara Villatora. Grazie, ottimo. Per il girone D andiamo invece nella provincia di Rovigo, perché vanno a premiare il consigliere regionale Argentino Pavanati e il delegato provinciale Luca Pastorello e vanno a premiare l'Union River.
Vi ricordo sempre Ottimo. tutte le foto poi targate Alessia sul sito e sui social, e ci saranno anche le foto della vincente del girone E. Premia il consigliere regionale Dino Tamai, premia il delegato provinciale Giancarlo Muriotto, premiano lo Sporting Scorzè Peseggia, che ha vinto il girone E. Io vi ricordo sempre col coupon che avete ricevuto, poi alla fine della giornata ritirate i palloni prima di andarvi a godere il meritato buffet qui nel giardino della splendida sede cornice del Novotella. Grazie. Grazie anche allo Sporting Scorzè Peseggia. Abbiamo l'ultimo girone da premiare. Chiamiamo il consigliere regionale Fabio De Vecchi, il delegato provinciale di Treviso Claudio Donà, perché il girone F è stato vinto dalla Calcio Santa Lucia. Dal Santa Lucia facciamo anche l'applauso doppio perché hanno vinto pure la Coppa Disciplina. Vi ricordo che questa serie di premiazioni a cui abbiamo assistito si riferiscono ai campionati juniores under 19 regionali. Grazie. A livello regionale però abbiamo anche la Juniores Under 19 Elite e dobbiamo andare a premiare i 3 gironi dell'Elite e chiamiamo innanzitutto i rappresentanti di Verona, il vicepresidente Ilaria Bazzarra e il delegato provinciale Marco Bellotti a premiare il Villafranca Veronese che ha vinto il girone A. Grazie. Mentre per quanto concerne il girone B vorrei con noi il consigliere regionale Gilberto Cecchetto e il delegato provinciale Francesco Rizzato, perché la vittoria è andata nel Vicentino alla Camisano Calcio, che loro bravissimi hanno già capito che era il loro turno e sono già arrivati in postazione per la premiazione. Bravi anche agli amici del Camisano. Grazie. Per la terza premiazione, il girone C, andiamo nel Veneto orientale. Il vicepresidente Roberto Mamerti e la delegata distrettuale Manila Visiol premiano la Giulia Sagittaria. E mentre arrivano gli amici della Giulia Sagittaria, io saluto anche gli amici dell'Albignase con Calcio che hanno vinto la Coppa Disciplina ma che mi dicono non essere qui presenti. Grazie. Tutti presenti della seconda. Bene, abbiamo chiuso anche questa parentesi, ne apriamo un'altra, siamo ormai arrivati alla metà abbondante di questa mattinata. Andiamo a premiare le squadre che hanno vinto i campionati di seconda categoria. Con gran piacere mi dicono che sono tutte presenti. Allora cominciamo con una prima tranche di 4 premiazioni a cui chiedo di partecipare il vicepresidente Ilaria Bazzerla e il delegato provinciale Marco Bellotti. Comincio a chiamare la vincente del girone A, che è il Cisano Juventina Bardolino. Grazie. Grazie e complimenti al Cisano Juventina Bardolino. Restate con noi, avete 4 premiazioni da fare perché sono 4 le veronesi che hanno vinto i rispettivi gironi. Il girone B è stato vinto dal Povegliano Veronese.
Ottimo, grazie. Grazie, complimenti al Povegliano Veronese, sempre nel Veronese per la vincente del girone C che è il Real Minerve 2014. Ottimo, grazie. E una quarta premiazione ancora per il Veronese perché il girone D è stato vinto dalla Provese. Aspetta che non c'era. Grazie. Grazie a Ilaria Bazzerla e a Marco Bellotti, grazie agli amici della Provese, c'è una foto extra, facciamola. Per le prossime due premiazioni invece vorrei il consigliere regionale Gilberto Cecchetto e il delegato provinciale Francesco Rizzato perché andiamo a premiare due squadre vicentine. Il girone A è stato vinto dallo Junior Monticello. Complimenti allo Junior Monticello, come sempre oltre alla coppa portiamo a casa anche le medaglie per tutti i calciatori. Il girone F di seconda categoria l'ha vinto l'Isola Castelnuovo. Grazie. Grazie, grazie. Per la premiazione del girone G, correggetemi se sbaglio, andiamo a Bassano e quindi chiamiamo il consigliere regionale Nicola Scettro e il delegato provinciale Andrea Turchetto perché il girone G è stato vinto dalla Stella Azzurra Sant'Anna. È già qua. Turcato. Chiedo scusa. Grazie. Grazie a Nicola Scettro e Andrea Turcato. Per il girone G abbiamo invece la premiazione del girone H che abbiamo il consigliere regionale Argentino Pavanati e il delegato provinciale Luca Pastorello. La vittoria del girone H è andata allo Scardovari. Grazie. Per le prossime tre premiazioni chiedo di venire qui in postazione al consigliere regionale Pietro Piazzale, al delegato provinciale Claudio Pittarello e andiamo a premiare innanzitutto la vincente del girone I di seconda categoria che è la Cavinese Airone. Grazie. Grazie agli amici della Cavinese Airone, il girone L è stato vinto dalla Polisportiva Real Terme. Grazie mille. Grazie, complimenti anche alla Polisportiva Real Terme. Girone M vinto dal 2 Stelle.
Grazie. Grazie, adesso chiamerei il consigliere regionale Dino Tamai e il delegato provinciale Giancarlo Buriotto, perché la vincente del girone N arriva dalla Veneziano ed è il Galaxy. Aspetta che c'è proprio la coppa che fa un... Oh, bravo. C'è un riflesso? Sì. Gira la coppa. No, va bene, a posto. È stato un attimo di bagliore. Bello, grazie. Il vicepresidente vicario Roberto Mamerti e la delegata distrettuale Manila Bisiolla vanno a premiare la vincente del girone O che arriva dal Veneto orientale ed è il Cavallino. E ha vinto il campionato di seconda e ritorna in prima dopo 3 stagioni, se non ricordo male. Grazie. Grazie anche al Cavallino, complimenti. Il consigliere regionale Fabio De Vecchi e il delegato provinciale Claudio Donà fanno le prossime 2 premiazioni, cominciando dal girone B vinto dall'Union Riese. Che succede? No, bene, inizia. Ok. Grazie. Il girone Q invece è stato vinto dall'Union Colipi. Grazie. Per la prossima premiazione chiamiamo il consigliere regionale Maurizio Giacomelli e il delegato provinciale Orazio Zanin. Vince il girone R di seconda la JM Feltre. Scusami. Grazie. Grazie, abbiamo l'ultima premiazione per la seconda categoria. Va a vincere la Coppa Disciplina, premiano il consigliere regionale Nicola Scettro, il delegato provinciale Andrea Turcato, premia il Santa Croce Calcio che ha vinto la Coppa Disciplina. Ottimo, grazie. Allora adesso rimaniamo sempre alle premiazioni per l'attività di calcio a 11, però adesso andiamo a premiare anche altre categorie giovanili. Abbiamo premiato finora gli juniores, andiamo anche con le categorie diciamo giovanili ulteriori, premiando le coppe disciplina. Chiamerei innanzitutto, ecco mi dicono che non c'è, allora la cito per aver vinto gli allievi under 17 e lì la targa disciplina il Bassano. Non c'è neanche il Pedemonte che ha vinto sempre la targa disciplina per gli allievi under 17 regionale, mentre il Bassano era per l'Elite. C'è, vero? Sì, allora chiamo il consigliere regionale Pietro Piazzale e il delegato provinciale Claudio Pittarello, perché abbiamo la vincente targa disciplina allievi under 16 regionale, l'Este. Goggia non c'è ed ora poi Verona non c'è. quindi Padova e Udine. Nel frattempo ne approfitto anche per citare la vincente della targa disciplina giovanissimi under 15 Elite, l'Union Clodense Chioggia, che non è presente, mentre noi ringraziamo l'Este. E allora rimangono lì Piazzale e Pittarello, perché i giovanissimi under 15 regionale, la targa disciplina è stata vinta dalla Padova Football Academy. Chievo non c'è. Chievo non c'è.
E io ne approfitto intanto per citare anche chi ha vinto la targa disciplina della giovanissimi Under 14 regionale, che è il Chievo Verona, che non sono presenti, mentre noi continuiamo a premiare la Padova Football Academy. Grazie. E allora rimangono sempre qui Bianzale e Pittarello, tutte loro queste premiazioni, perché sono presenti tutte le padovane. Vince la Coppa Disciplina, sempre giovanissimi Under 14 regionale, lo United Borgorico Campetra. Della prima chi c'ho? Tutti a parte il Fioribaldi. Tranne il Fioribaldi, ok. E grazie. Grazie, complimenti. Chiudiamo allora anche le coppe disciplina delle giovanili. Noi adesso, fra poco, avremo anche un momento importante che è quello là delle benemerenze, però adesso prima premiamo le squadre che hanno vinto il campionato di prima categoria. Aspetto un attimo perché abbiamo una foto extra. Ce la facciamo, vero? Sì, perfetto. Allora, grazie. E allora adesso posso aprire, grazie anche a voi che avete premiato, posso aprire la parentesi della prima categoria. Sono già in postazione Ilaria Bazzerla e il delegato provinciale Marco Bellotti. Le prime due premiazioni riguardano squadre veronesi, la Scaligera che ha vinto il girone A. Grazie. Mentre il girone B lo ha vinto il Colognola ai Colli. E quindi stiamo sempre a ora. Tranne il Fioribaldi, pare. Grazie. Grazie anche ad Ilaria Bazzerla e Marco Bellotti. Con me premiano il consigliere regionale Gilberto Cecchetto e il delegato provinciale Francesco Rizzato. Il girone C di prima categoria lo ha vinto il Sarcedo. Ovviamente a tutte queste squadre vanno sia i complimenti per la vittoria del campionato che l'in bocca al lupo per la categoria superiore in cui militeranno nella prossima stagione. Complimenti agli amici della Sarcedo. Grazie. Andiamo a Padova, chiamiamo il consigliere regionale Pietro Bianzale, il delegato provinciale Claudio Pittarello, perché il girone D lo ha vinto la Solesinese. Era già a destra, pronto, dall'altra parte della palco. Sempre la coppa che fa riflesso. Una coppa dal lato della targhetta. Grazie. Benissimo, grazie alla Solesinese. Consigliere regionale Argentino Pavanati e delegato provinciale Luca Pastorello in postazione per la premiazione del girone di prima categoria, che è stato vinto dalla Taglionese. Bene, grazie, riandiamo di nuovo a Padova, consigliere regionale Pietro Bianzale, delegato provinciale Claudio Pittarello, per consegnare la coppa alla vincente del girone F di prima categoria, l'Academy Plateola 1911, con tanto di sciarpa giallo-verde.
E io nel frattempo ne approfitto anche per salutare gli amici del Fioribarp Mass che hanno vinto il girone G, ma la squadra bellunese questa mattina non ha potuto essere presente. Grazie mille. E allora noi voliamo nel Veneto orientale per il girone H. Il vicepresidente vicario Roberto Mamerdi e la delegata distrettuale Manila Bisiolla premiano il Noventa, che ha vinto, potremmo dire nel loro caso anche stravinto, il girone H. Grazie. Grazie, c'è un'ultima premiazione per quanto riguarda la prima categoria. Premiano il vicepresidente Ilaria Bazzerla e il delegato provinciale Marco Bellotti. La vincente della Coppa Disciplina arriva dal Veronese ed è il Real Grezzana Lugo. Grazie. Bene, grazie anche al Real Grezzana Lugo. Siamo arrivati, vi tranquillizzo, agli ultimi 2 fogli delle premiazioni, quindi siamo veramente arrivati quasi alla fine, ma siamo arrivati anche ad uno dei momenti, Presidente, più importanti della giornata, perché adesso andremo a consegnare una serie di benemerenze regionali. Poi nel corso di questa fase coinvolgerò anche gli altri ospiti per l'assessore regionale, anche per alcune di queste consegne di benemerenze. Intanto però premiano il consigliere regionale Nicola Scettro e il delegato provinciale Andrea Turcato, perché abbiamo 2 benemerenze regionali che riguardano la delegazione di Bassano del Grappa. E chiamo innanzitutto Milena Stefani, che è la segretaria della C9 Stefani Consulting. Non serve neanche dirlo perché lo avete capito subito che ovviamente per le benemerenze mi aspetto un applauso doppiamente corposo per tutti i premiati, a cominciare appunto da Milena Stefani. Anche perché chi riceve la benemerenza vuol dire che ha svolto un'attività davvero importante in questi anni all'interno delle nostre società. Grazie, rimanete con noi Nicola e Andrea, perché andiamo a consegnare un'altra benemerenza al dirigente della Bassanese Carlo Perin. Grazie mille. Grazie, premiano il consigliere regionale Maurizio Giacomelli e il delegato provinciale Orazio Zanin, perché andiamo ad assegnare le prossime 2 benemerenze che riguardano la delegazione di Belluno. E chiamo con noi Vasco Costantini, che è il segretario del settore giovanile scolastico del calcio Ponte delle Alpi. Grazie. Grazie. Rimanete con noi per l'altra premiazione, perché andiamo a premiare un componente della delegazione di Belluno, benemerenza Giuseppe Dal Ponte. Grazie. Grazie. Complimenti. Adesso premiano il consigliere regionale Pietro Bianzale e il delegato provinciale Claudio Pittarello per 3 benemerenze che riguardano la delegazione di Padova. E cominciamo con un applauso a Gianni Paccagnella, dirigente della Villa Franchese.
Ok, mi dicono, e io lo saluto calorosamente, che non ha potuto essere con noi, Fabio Tronchetti, che è il vicepresidente del Torre. C'è, e loro abbiamo detto faremo un doppio premio a questo punto. Bene, allora chiamiamolo Fabio Tronchetti. Scusa, chi è che ha detto che non c'era? Ce l'avevo qui. Ah, non si era registrato. Non si era registrato. Mi raccomando sempre la registrazione quando arrivate, altrimenti poi non risultano presenze. Complimenti ancora a Fabio Tronchetti, che è il vicepresidente della Torre. La terza premiazione per la benemerenza per Walter Ulgelmo, collaboratore dell'Arcella Padova. La foto di gruppo, mi raccomando, la foto di rito più di altro. E grazie. Grazie, congediamo il consigliere regionale Pietro Bianzale, il delegato provinciale di Padova Claudio Pizzarello. Andiamo a Rovigo con il consigliere regionale Argentino Pavanati e il delegato provinciale Luca Pastorello per le prossime 2 premiazioni. Benemerenza a Giuseppe Bardella, amministratore unico della società Loreo. Grazie. Siamo? No, c'è un'altra foto dietro. Ce la fai? Ok, mi fanno segno e allora procedo con la prossima benemerenza. No, c'è ancora uno scambio di battute. Possiamo procedere con la prossima benemerenza a Lorenzo Marangona, direttore sportivo della società Porto Tolle 2010. Non c'è. Grazie. Grazie a voi. Per le prossime premiazioni premiano il vicepresidente vicario Roberto Mamerti e la delegata distrettuale Manila Visiolla e consegniamo la benemerenza alla presidente del Bibione Walter Salvador. Complimenti a Walter Salvador, presidente del Bibione. La prossima benemerenza inviterei a prendere la targa perché la ritira il vicepresidente vicario Roberto Mamerti. È la targa, la benemerenza per il 75esimo anno di attività del Villanova. Noi ci stringiamo particolarmente nei confronti di questa società. Questa mattina non sono qui con noi per un grave lutto che ha colpito in queste ore appunto il Villanova. È mancata una giovanissima volontaria della società sportiva, Marta Milanese, appena 49 anni, e proprio questa mattina in questi minuti ci sono a Villanova i funerali, quindi la società ovviamente ha voluto essere lì presente, non se l'ha sentita di essere qui e ha pregato il vicepresidente Roberto Mamerti di ritirare la targa. Noi facciamo un applauso a tutta la famiglia del Villanova. Grazie. Per le prossime premiazioni, per le prossime benemerenze meglio, chiamerei il consigliere regionale Fabio De Vecchi, il delegato provinciale Claudio Donà
e vorrei con noi anche l'assessore regionale Roma. Perché la coinvolgo in questa fase? Poi avremo anche altre premiazioni, ma adesso perché queste sono le premiazioni di Treviso e lei, come sapete, arriva da Ponte di Piave, di cui è stata anche sindaco. Consegniamo la benemerenza al direttore sportivo della Fontanelle, Bruno Cancian. Grazie. Aspetto che Alessia mi dia l'ok, sì, perfetto. E allora un'altra benemerenza per quanto riguarda Treviso all'amministratore unico della Treviso Piumen, Salvatore Ferla. Grazie. Terza e ultima benemerenza regionale per la delegazione di Treviso al segretario del calcio Santa Lucia, Rudy Zilio. È il papà? È il papà che ha fatto questo complimento, amici associati. Ottimo. Grazie anche all'assessore regionale, a Fabio De Vecchi e Claudio Dorà, che li troveremo dopo. Andiamo a Venezia, premiano il consigliere regionale Dino Tamai e il delegato provinciale Giancarlo Curiotto, la benemerenza ad Isabella D'Alessandro, presidente del Calcio Lido di Venezia. Grazie mille. Ancora una premiazione, una benemerenza meglio per Venezia, la consegniamo a Lino Martignon, dirigente della Ballò Scaltenigo. Grazie. Grazie. Per le prossime 3 premiazioni chiamo il vicepresidente Ilaria Bazzerla e il delegato provinciale Marco Bellotti. Consegniamo 3 benemerenze relative alla delegazione di Verona. Andiamo a premiare il presidente della Polisportiva Borgo San Pancrazio, Adelino Perbellini. Adesso lo facciamo dire. Un attimo solo. Prego, prego. È 65 anni che sono presidente di una squadra di calcio. E è stato il mio compleanno, 93 anni. Non sono più volte lasciato e questo è, però vedo delle mancanze perché io ho fatto una squadra di seconda categoria quest'anno allevando i giocatori da piccoli a grandi e quest'anno erano i migliori, me l'hanno portato via neanche e le nuove grazie. È diverse, la società che lei aveva di avere un contributo. Non è che erano per fare sicuro giovanile. Presidente, qua apre un argomento molto ampio che affronteremo in altre occasioni perché finisce, non la finiamo più, diciamo. Io avevo di giovani quando sono grandi, per me la società mi chiede per piacere se li porta via.
io mi trovo stesso come giocatore di quest'anno e ci siamo salvati con dilettanti e abbiamo trovato sulla strada giocando in seconda categoria per non prendere una Lega. E siamo salvati rimanendo in seconda categoria. Si ferma più. Complimenti al presidente Adelino Perbellini della Borgo San Pancrazio. Presidente, l'aspettiamo per l'anno prossimo, però dobbiamo andare avanti con le premiazioni. Altrimenti mi dicono che il buffet si fredda. Non che oggi con questo caldo sia un problema, ma insomma dobbiamo andare avanti, anche perché non siamo ai 65 anni di presidenza, ma siamo ad un 50° anno di attività, che sono decisamente importanti anche questi. Andiamo a consegnare la benemerenza al Val d'Alpone Monteforte. E c'è un'altra società che però festeggia il mezzo secolo di attività nel veronese ed è il Raldon. Grazie mille. Grazie, premiano il consigliere regionale Gilberto Cecchetto e il delegato provinciale Francesco Rizzato per 3 benemerenze che vengono assegnate alla delegazione di Vicenza, e premiamo il presidente della Ponte dei Nori Paolo Maule. La benemerenza va anche al segretario del Longare Castagnero Mario Menegatti. Grazie. E andiamo a consegnare anche una terza benemerenza a Massimo Padovani, che è il presidente della Poleo Aste, ritira, mi dicono, Simone Padovani. Scusa un attimo, su autorizzazione di Ruzza io alla fine farò la presentazione del premio che noi abbiamo istituito. Va bene. Io ho preparato il tagliandino, così sai di come. Cioè, lo dici tu? Calcio, no, tu da lì, perché io non ho un microfono. Sì, ok. Poi andrò avanti. Bene, adesso abbiamo la benemerenza per il calcio femminile, abbiamo il presidente Ruzza e a questo punto, visto che quest'oggi non c'è Paolo Tosetto, chiamerei Pietro Bianzale e Claudio Pitarello, giusto presidente? Paolo Luciano Veronese. Luciano Veronese del Women Calcio Padova. Lo ritiro io per Luciano. Ecco, lo ritira lui per il calcio Padova. Ritiri? Questo è il presidente, lo ritiro dopo. No, Luciano Veronese. No, Luciano Veronese questo è, presidente, come è scritto dietro Luciano Veronese. Che lo ritira? Prego. Direi anche appunto di far venire anche. Dai al presidente, dai a tutti.
abbiamo anche 2 benemerenze per quanto riguarda il calcio a 5, premia il responsabile regionale Michele Di Giambattista e andiamo a consegnare la benemerenza al presidente del Valli Futsal Chioggia Matteo Basso. Grazie mille. E c'è una benemerenza sempre per il calcio a 5 che consegniamo al tecnico della rappresentativa regionale Walter Mauro. Grazie mille. Grazie, allora adesso abbiamo una serie di premiazioni, alcune premiazioni di benemerenze, di premiazioni particolari, diciamo così, Presidente, a cui teniamo molto, e oltre al Presidente Ruzza vorrei con noi anche l'assessore regionale Paola Roma per questa serie di premiazioni. La prima premiazione si riferisce ad un importante episodio di fair play, poi magari cedo anche la parola al Presidente Ruzza se vuole dire qualcosa, ma vi racconto intanto questo fatto che si riferisce ad alcuni mesi fa, a marzo. Campionato era quello di seconda categoria girone Q, la partita tra il Giavera e il Dynamis, siamo quindi nel Trevigiano, ed era anche una partita, uno scontro salvezza. Il punteggio era all'85esimo sul 2-2 e in una azione, diciamo così, un po' convulsa sostanzialmente, comunque un attaccante della Dynamis è entrato in area locale, c'è stato un contatto con un avversario e questo avversario è rimasto a terra. I giocatori, i difensori di casa si sono ovviamente fermati per capire che cosa avesse avuto, che condizioni era il loro compagno di squadra. Nel frattempo l'azione era proseguita e la Dynamis aveva segnato, insaccando quindi il gol del momentaneo 2-3. L'allenatore della Dynamis, che possiamo già citare, Giuseppe Tonna, vista la dinamica in cui era maturato questo vantaggio, ha dato indicazione ai suoi ragazzi di lasciare segnare la formazione del Giavera e quindi tutti sono rimasti fermi, il Giavera ha pareggiato e la partita è finita 3-3, una partita peraltro importante perché in caso di vittoria la Dynamis sarebbe stata già salva con diverse giornate di anticipo. Un bel gesto di fair play che quest'oggi vogliamo andare a riconoscere con la consegna di un premio a Giuseppe Tonna, l'allenatore della Dynamis. Io ho citato solamente per questo episodio di fair play, ma che poi in realtà ha una carriera assolutamente di tutto rispetto, e vi invito a vedere il curriculum su Wikipedia perché stiamo parlando di livelli importanti. Presidente, vuoi dire qualcosa? Tranquillo, vai. No, io non dico niente, dico solo che ringrazio Giuseppe perché mi aveva detto pochi giorni fa, che ci siamo incontrati in altre occasioni, che non ce l'avrebbe fatta o avrebbe fatto il possibile per esserci. Il fatto che ci sia ci niente da svolgere, però di due parole, perché anticipo, il fatto è successo, ma è successo perché anche contro la volontà di qualche giocatore, o sbaglio? Sì, innanzitutto mi scuso per essere stato in ritardo, è stato l'ispettore nei confronti dell'organizzazione, dei presenti, che giustamente meritavano anche il mio applauso, però problemi di lavoro. Sì, qualche giocatore non era d'accordo, uno guarda due, soprattutto quello che aveva fatto il gol, me l'ha fatto pagare, diciamo, ha tenuto il muso per qualche giorno. È vero, sì, si trattava di uno scontro che era importante per la salvezza, questo comunque va condiviso con i valori della società, in primis del Presidente, Renzo Casellato, poi il Presidente Carlo Rizza, Renzo Casellato, per tutti i dirigenti Carlo del Se che sono con noi, e secondo i nostri valori abbiamo preferito fare così.
c'è una salvezza importante per i nostri ragazzi e quella personale, che alcuni dei quali sono a forte rischio. Abbiamo alcuni che vengono da famiglie di un certo tipo, tranquilli, altri che magari possono avere esperienze diverse e per loro c'è un'altra normalità che per noi a volte non lo è. E su questo si cerca, poi ripeto, 2 settimane fa siamo riusciti ad avere un'escursione per partita finita alla Finettone della Marca, quindi c'è ancora da lavorare anche su questo, quindi, e andiamo avanti con questo progetto. Grazie mister. Questi sono valori fondamentali e importanti, quindi complimenti. Prosegue il discorso della Dynamis, che questa volta non ha vinto la Coppa Disciplina, forse è la prima volta dopo 5 anni che non la vince, insomma, è ben rappresentata da Giuseppe Toni. Complimenti davvero. Grazie mister, era anche il perfetto orario, vi assicuro, perché questo era il suo momento, quindi è arrivato in perfetto orario. Grazie mister. Rimanga pure assessore insieme al presidente, perché ne abbiamo 4-5 di queste premiazioni particolari. La prossima è quella del dirigente del Favaro, Mosè Boscolo. Chiamiamo anche Dino e Nuno, è del Favaro, quindi Grazie, complimenti. Aspetta un attimo. Solo 2 secondi. Questo gruppo di premiazioni sono un gruppo di premiazioni che tengono così a evidenziare l'impegno, la passione di cui parlavamo prima. Quanti anni è che ci conosciamo, direte? 40-45. Ecco, questo dimostra sì l'età, ma dimostra anche la passione che abbiamo. Quindi 40-45 anni. 40-45 anni che ci conosciamo. Complimenti e apprezzamento. Complimenti a Mosè Boscolo. Anche questa premiazione adesso è una premiazione che so che insomma il presidente tiene particolarmente. Andiamo a consegnare un premio, un riconoscimento alla presidente della Polisportiva Palla al Piede, che abbiamo visto già prima, Lara Motarlini. Fuori forse? Ma sapeva che c'era? Spero che non sia dovuto andare via. No, non è andata. Va bene, la mettiamo qua e la facciamo dopo. Tanto chiamatela. Eventualmente noi andiamo avanti con le successive 3, poi dopo così la recuperiamo, perché appunto abbiamo ancora altre 3 premiazioni così particolari. Andiamo a premiare il segretario generale della società Bigontina San Paolo, il riconoscimento a Giuseppe Tramonti, ma quest'oggi ritira il premio Davide Badon. Grazie. No, dico, non è presente Beppi perché è in ferie ed è il compleanno della moglie. Ha detto non potevo lasciarla sola perché è in ferie in Calabria, mi pare che ci sia. Anche Beppi è stato premiato per una vita sui campi da calcio e quindi intendiamo... Quando chiama la moglie? Ma la moglie... Quando chiama la moglie? La moglie la moglie. Vabbè, grazie. Ecco qui che è arrivata la Lara. Ecco che è arrivata, l'abbiamo recuperata, Presidente. Allora, di solito noi premiamo sempre la squadra paralimpica perché vince la Coppa Disciplina, a parte un anno ma l'ha sempre vinta, vero o no?
qualcuno di voi dirà, bella roba, insomma giocano in carcere, hanno là i fucili puntati, per forza sono... Ma invece non è così. Anzi, faccio l'occasione per fare un complimento al presidente del CRA Veneto, Tarcisio Serena, perché mai c'è stata una lamentela da parte degli arbitri della sezione di Padova per andare ad arbitrare in carcere. Quindi io direi che assieme ai tuoi ragazzi è bene che tu dica brevissimamente del tuo impegno, senza chiedere nulla a chi sta parlando. Devi solo illustrare quello che stai facendo, fra tanti sacrifici, fra un impegno che però è suffragato quasi esclusivamente dalla passione. Non è così, perché una volta lo diceva, ma credo che la Lega Dilettanti in questo sia anche un piccolo sponsor o grande sponsor di palla al piede per tutto quello che fa. Ricordo sempre le parole del nostro Presidente Abete, che abbiamo ripetuto in tante occasioni che sono venute alla vostra società, ma mi piace ripeterlo. Il Presidente Abete dice sempre che la Lega Dilettante deve avere due gambe. Una gamba è quella sociale, l'altra è quella agonistica. E noi crediamo in questo, l'ala più di tutti. Mi cogli un po' così a freddo, non me l'aspettavo, intanto grazie Presidente, grazie a tutti quanti. E quello che posso dire in due parole, quello che stiamo cercando di fare io, ma tutti quanti, è quello di normalizzare attraverso lo sport del tempo che loro passano dentro. Cerchiamo quindi attraverso l'attività sportiva, soprattutto la partita, i 90 minuti di gara in cui loro non sono detenuti ma sono calciatori, e quindi cercando di riportare il tutto a una sorta di normalità. Questo vale anche per le squadre che vengono da fuori, che magari all'inizio sono tutte un po' così, perché devono passare i controlli, il borsone, i documenti, la difficoltà anche per gli arbitri. Non è come nelle altre partite che tu entri, vai nel tuo spogliatoio e poi ti vesti e vai in campo. C'è tutta una trafila che dura 45 minuti più o meno, e io vedo anche le facce dei ragazzi che sono un po' così, quelli che arrivano per la prima volta da fuori delle altre squadre. Non so se c'è ancora qualcuno qui presente in sala. Quando poi ti metti i pantaloncini, ti metti la muta, ti metti le scarpette, l'arbitro fischia, quei 90 minuti è come se fosse un luogo, può essere un campo da calcio all'interno appunto di una casa di reclusione, ma può essere anche un campetto fuori in patronato, e quindi loro per 90 minuti sono calciatori tesserati della FIGC LND. Quindi io credo che questo sia il valore più grande che noi cerchiamo di trasmettere, in cui poi tutta la dinamica di spogliatoio, dove si abbattono delle barriere che dentro comunque ce ne sono tante. Si è una squadra e tutti quanti insieme cerchiamo di portare avanti questo progetto, non solo io come presidente, lui come mister, Andrea come nostro dirigente, ma anche i calciatori ci mettono insomma del loro, soprattutto ecco loro. Per il resto sono abbastanza emozionata perché io non me l'aspettavo, mi hai fatto lo scherzo, no. E niente, se non dire grazie veramente a tutti quanti. Abbiamo presente che il progetto Palla al Piede è dal 2014-2015, vero Ilaria? Dal 2014, ed è l'unico ora in Italia, perché era un po', come si può dire, così disturbato da un altro progetto che era Lanciano, ma che era Calcio a 5, che è durato 2 anni. Dico Ilaria perché lei è tra l'altro la nostra responsabile sociale per il Comitato Regionale Veneto. E quindi questo ci riempie sicuramente d'orgoglio, perché dal 14-15 che svolge attività con la Federazione Italiana Gioco Calcio. Noi cercheremo di proseguire. Abbiamo già inoltrato l'ultima richiesta adesso per
per un po' lasciaci davvero tranquilli, l'ultima richiesta che ci hai fatto, e spero che vada a buon fine. Luca ha detto che ce la metterà tutta e quindi noi di Luca ci fidiamo. Puoi dire qualcosa al mister, che è un po' il responsabile di questa banda, insomma, no, adesso vedo questo premio che è meritatissimo, perché ma l'abbiamo dato, siccome non abbiamo vinto la Coppa Disciplina, non potevamo mandare via la Lara senza l'impegno è notevole durante l'anno, e Lara se lo merita perché non è solo l'edizione del martedì, del giovedì, del sabato, ma è continua, giornaliera con il calcio, con l'istituto, quindi con tutte le problematiche che ci sono. Quindi grazie di questo, Lara, grazie, e quindi è meritatissimo. Grazie a voi. Bene, grazie mille, abbiamo fatto già la premiazione di... Ecco, esatto, possiamo andare avanti con le ultime due premiazioni particolari a cui siamo particolarmente legati. Andiamo a premiare una calciatrice della rappresentativa regionale femminile Under 21, Alice Guizzo. Ritira il premio Mirko Gennari. Per quanto riguarda la storia calcistica di Alice, vi rinvio anche a cercare su internet, perché c'è una bella intervista, Presidente, in cui racconta un po' tutta la sua esperienza fino ad essere arrivata con la rappresentativa. Allora, Alice è una bravissima calciatrice, però è soprattutto una bravissima ragazza. Non può essere presente oggi perché lavora a Lignano, mi pare, no? Quindi è un lavoro stagionale. Lei è studentessa, credo sia psicologia, insomma, quindi è una ragazza estremamente impegnata. Ma vi racconto velocissimamente un fatto. Noi andiamo in Puglia con le rappresentative. Chi c'era? Argentino? Chi c'era in Puglia? Argentino, andiamo in Puglia dal primo giorno all'ultimo giorno, da Ilaria c'era, è sempre piovuto, è sempre piovuto. Noi siamo andati in pullman con le ragazze e con i ragazzi, quindi da qua in Puglia abbiamo dormito a metà strada. Andiamo all'inaugurazione che era alle grotte di Castellana, alle grotte di Castellana, ma era un certo orario, insomma erano alle 3 e mezza, noi arriviamo alle 2, cosa facciamo sotto la pioggia? Andiamo su un po' sul bar e dovevano essere presenti il capitano e il vice capitano di ogni rappresentativa, e fra il vice capitano del femminile era proprio Alice. In quell'ora, l'ora e mezzo che noi siamo stati con Alice, io credo di aver imparato qualcosa. È di una profondità, di un'intelligenza, di un modo di fare che ci ha catturati tutti. Al di là di questo l'abbiamo vista poi giocare ed è stata capocannoniere, siamo arrivati secondi battuti giustamente dalla Lombardia, che ha meritato, ma lei è stata capocannoniera della manifestazione e non ha ricevuto nessun premio. Per il suo essere e per le sue capacità tecniche abbiamo pensato di fare un regalo che tu gli consegnerai. Grazie. L'ultimo premio speciale lo riserviamo al delegato provinciale di Belluno, Orazio Zanin. Che lo sapeva, visto lo sguardo. Attenzione dall'emozione. Allora, perché Orazio? Perché il Consiglio direttivo del Comitato regionale Veneto ha pensato così un riconoscimento, perché Orazio, come sapete, il 30 giugno lascia la delegazione di Belluno. Lui ha presentato le dimissioni a dicembre, irrevocabili, si è un po' arrabbiato
con chi sta parlando, perché non ha cercato, io gli ho parlato una volta, ha confermato che sono irrevocabili, quindi io non sono avvezzo ad andare a pregare, andare a chiedere così. È chiaro che quando lascia un delegato lascia un vuoto per l'esperienza, per la conoscenza, per l'impegno, per l'assiduità che Orazio ha garantito alla sua delegazione. Ci ha fatto ogni tanto arrabbiare, questo non possiamo negarlo, col suo uso, lui lo considera ormai la modernità, qualche volta noi preferivamo che magari ci confrontassimo direttamente piuttosto che tramite i social, ma stupidaggini. Noi sentiremo sicuramente la mancanza. Orazio ci ha permesso nell'ultima riunione che abbiamo fatto con la delegazione di accompagnare il nuovo delegato nel suo inizio e nel suo percorso, perché non è semplice. Quindi noi, Orazio, dopo ci incontreremo di nuovo, ma per il momento, approfittando dell'occasione delle benemerenze, il Consiglio direttivo ha pensato di lasciarti questo piatto. Aspetta, sì, certo, a Orazio Zanin, grati per il suo impegno, passione e grandissima dedizione, che è un po' quello che avevo detto adesso. A te. Beppe riesce sempre a stupirci. Allora io dico che qua c'è tanta gente, c'è qualche presidente che ieri ha compiuto 93 anni, io ieri ne ho fatti 72, pertanto siamo quasi vertici. Allora io lascio perché ho iniziato l'attività da dirigente nel lontano febbraio 1976, pertanto sono 50 anni, come tanti di voi che hanno dedicato tempo, passione per il calcio. E questo deve essere motivo anche di orgoglio da parte mia, ma soprattutto deve essere un incentivo anche per voi di continuare a perseguire quelle che sono le finalità. Qui abbiamo parlato di valori, di grande attaccamento ai nostri paesi, alle nostre località, e questo deve essere motivo per voi per continuare a lavorare per il calcio e per i nostri ragazzi. Grazie. Grazie mille, grazie, bravo. Grazie, complimenti a Orazio Zanin. E grazie anche all'assessore regionale Paola Roma che ci ha supportato per queste premiazioni speciali. Bene, siamo arrivati alle ultime 8 premiazioni per poi concludere questa giornata. Siamo arrivati quindi alle premiazioni delle squadre che hanno vinto prima il campionato di promozione e poi il campionato di eccellenza. Chiamerei per premiare il consigliere regionale Pietro Biazzale, il delegato provinciale Claudio Pittarello. Ci sono, sì, perché sono 2 squadre padovane ad aver vinto i primi 2 gironi di promozione. La vincente del girone A è il Borgo Veneto. Grazie. Grazie, complimenti. Il girone B è stato vinto dalla Galliera Veneta.
Ah, dai, sì. Prego. Ok. Siamo? Siamo? Sì, aspetta un attimo. Via. Buono. Grazie. Perfetto. Proseguiamo con la premiazione con il consigliere regionale Fabio De Vecchi e delegato provinciale Claudio Donà. Il girone C è stato vinto dalla trevigiana Union Pro. Grazie. Chiedo a Fabio De Vecchi e Claudio Donà di rimanere lì perché trevigiana anche la vincente del girone D che è il Lia Piave. Quindi ritorna subito l'eccellenza. Grazie. Non dimentichiamo anche la vincente della Coppa Disciplina per quanto riguarda il campionato di promozione. Premiano il consigliere regionale Maurizio Giacomelli e il delegato provinciale Orazio Zanin. Vince la Coppa Disciplina l'Alpago. È uno che impatta sulle casse. Pagheremo Grazie mille. Campionato di eccellenza. Chiamo il consigliere regionale Gilberto Cecchetto e il delegato provinciale Francesco Rizzato perché ha vinto il girone A di eccellenza il calcio schio. Grazie mille. Grazie ancora. Premiano il vicepresidente vicario Roberto Mamerti e la delegata distrettuale Manila Bisolla. Il girone B di eccellenza è stato vinto dal Calcio San Donà 1922. Ovviamente il nostro intergruppo calcio schio e calcio San Donà per la prossima avventura nella Serie D che sicuramente con il campionato, la Lega Nazionale Dilettanti, il Dipartimento Interregionale, insomma sarà una bella sfida per entrambe. Grazie. Abbiamo però anche la Coppa Disciplina per quanto riguarda l'eccellenza. Premiano il consigliere regionale Fabio De Vecchi e il delegato provinciale Claudio Donà. Vince la Coppa Disciplina la Leo Odarzo. Grazie mille. Allora, prima di cedere la parola al Presidente Runza per i saluti, so Presidente esatto che abbiamo con noi Cesare Di Fanta di Calcio Veneto Live per il premio Leone del Calcio, a cui cedo quindi a Cesare il microfono. Sì, funziona. Io avrò il privilegio di avere due microfoni perché uno è quello della nostra telecamera. Io oggi rappresento Calcio Veneto Live, penso che tanti di voi ci conoscono già. Noi ci occupiamo di farvi diventare più famosi, di darvi più emozioni con che cosa? Con le immagini in TV, con le immagini video che TV
social e web fanno grandi le vostre grandi azioni. Sono qui per presentare un'iniziativa che abbiamo fatto insieme al gruppo Radio Company, significa 7 radio, significa 1.700.000 ascolti al giorno certificati, al Mirano Summer Festival, il premio nuovo Leone d'Oro. Praticamente sarà assegnato su votazione dei nostri cronisti, che sono 18, a calciatori e squadre che hanno meritato quest'anno, oltre grazie alla promozione, che hanno meritato per lo spettacolo che hanno fatto. Bene, ma quest'anno, in accordo col presidente Ruzza, che ha concesso il patrocinio al nostro premio, l'abbiamo fatta un po' più grossa, perché c'è una coincidenza astrale, che tutti voi sapete, che 3 squadre del Veneto sono state promosse ai campionati professionistici. Penso, non serve che lo dica io, ma il Venezia è tornato in Serie A, il Vicenza è tornato in Serie B e il Treviso, che non so se c'è qualcuno qui, è tornato in Serie C. Quindi abbiamo istituito un premio che per loro, che poi non faremo più nel futuro, perché noi siamo votati a voi dilettanti, che il lunedì andate a lavorare, che è una cosa molto importante, e per cui ci saranno 14 premi che poi in futuro non ci saranno più, perché partiremo proprio dal Vicenza fino all'ultimo premio, che è un calciatore che è andato in porta ai tiri di rigore e ha parato 2 rigori perché il suo portiere era stato espulso, e ha fatto 620.000 visualizzazioni sui nostri social. Quindi io vi invito tutti, e sarà presente anche l'assessore allo sport e alle attività sociali della Regione Veneto Paola Roma, e ovviamente anche il presidente Ruzza. Io ho già mandato gli inviti a tutti voi consiglieri, ma invito oggi tutti voi delle squadre a essere presenti il 1° luglio alle ore 20 al Mirano Summer Festival, perché dopo le premiazioni si balla con l'80 Festival e ci saranno anche gli ospiti Tony Esposito e Adriano Pappalardo, che i più giovani non conoscono, ma noi abbiamo ballato grazie per le musiche. Grazie dello spazio, Presidente, che vi concedo tutto il giorno. Bene, prima di concludere... L'ultimo riconoscimento, Presidente. Sì, diamo l'ultimo riconoscimento, che è la nostra Sabrina. Che bello! Ovviamente, ma è da ieri che qua è qui. Bello, a posto, grazie. Grazie. Bene, nel ringraziarvi e nel salutarvi tutto, Presidente, ti lascio la parola per concludere tu, certo. C'era la Sabrina qua, ma c'erano tanti altri. Noi abbiamo pensato di riconoscere, vero Jordi, solo la Sabrina. Spero di non aver creato gelosie, ma da te no, ma da Dino so che magari qualche salterà fuori. Vabbè, niente, dai. Mi piace vedere che siamo rimasti tutti, perché è giusto che chi viene premiato per primo abbia gli applausi di tutti, ma anche chi viene premiato verso la fine. Questo ci fa enormemente piacere. Non ripeto più, lo faccio a premiazioni avvenute, avete visto che le coppe, noi, da quando ci siamo noi, le coppe sono uguali per tutte le categorie. Dalla terza categoria all'eccellenza sono identiche, per noi non c'è differenza. Chi vince un campionato, vince un campionato. Chi vince la Coppa Disciplina, vince la Coppa Disciplina. Vi ringrazio davvero, vi auguro di trascorrere qualche giorno di riposo, ce lo auguriamo anche noi, fra magari 3-4 giorni che torniamo da queste benedette lezioni, come ricordavo prima, e comunque concludiamo dicendo viva il calcio dilettantistico, viva il calcio giovanile. Grazie a tutti, saluti, alla prossima.